Noi siamo qui questa mattina come tanti altri pensionati nelle piazze del Veneto e d'Italia perché abbiamo deciso di protestare contro la manovra finanziaria che stanno votando a colpi di voto di fiducia. La manovra economica torna in aula per l'esame e l'approvazione della Camera e i pensionati scendono in piazza per protestare. Non solo non si accenna ad abrogare la legge Fornero, ma le pensioni medio-basse rischiano di essere ancora una volta penalizzate. È ora, tuona il segretario dello SPI Barbiero, di impegnarsi realmente nella lotta all'evasione e di toccare i patrimoni più consistenti senza mettere le mani nelle solite tasche, quelle di lavoratori dipendenti e pensionati. Noi chiediamo più rispetto, quindi al Ministro Salvini, al Ministro Di Maio e a Conte gli diciamo: avete sbagliato tutto, dovete cambiare questa manovra finanziaria e dovete farlo intervenendo l'anno prossimo, perché ormai la fate votare con la fiducia senza che ci sia nessun dibattito in Parlamento e nessun confronto con le forze sociali. Penso che sia ora che si vergognino. È evidente che le promesse elettorali scaricate poi di fatto per il mantenimento sulle tasche dei pensionati stesse non sono accettate dai nostri pensionati, che hanno subito stamattina fatto capire che non ci stanno e sono vigili attenti su quello che succede. Questo è solo l'inizio, ovviamente, perché non c'è un problema solo per i pensionati, ma c'è un problema sulla legge di bilancio di quest'anno anche per il lavoro, perché non c'è nessun investimento sul lavoro e sulle infrastrutture. Come CGIL e CISL-UIL abbiamo già dichiarato, a gennaio calendarizzeremo un'iniziativa di protesta e chiaramente sarà una mobilitazione di carattere generale che già in questi mesi stiamo facendo all'interno delle fabbriche, perché stiamo andando a spiegare quella che è la legge di stabilità e in particolare stiamo dicendo quello che per noi dovrebbe esserci dentro la legge di stabilità.